No, I'm not a writer. Cosa hai trovato, cane? La corrente impervia hai trovato? Guarda pesci! Mi hai visto pesci? Ma che roba! Ok, notizia dell'ultima ora, sta cominciando a goccerellare. Quindi io, per sicurezza, me ne tornerei vicino alla base. Vai bike, vai. Cane, vieni anche tu. Vai bike! Scatena i tuoi cavalli, che non hai perché usi i miei cavalli fisici. Cazzo, ste rame! A rame! Oh! Dai! Ovviamente in GoPro sembrano sempre salite del cacchio, in realtà sono quasi a 90 gradi. Ma che roba, perché anche lo stabilizzatore che poi raddrizza, no? Se l'abbiamo fatta. Cane, hai visto? Sì, sta cominciando a goccerellare. Cane di poca fiducia, vieni. Dobbiamo anche girare air camper perché è storto, non mi va giù da quella doccia, ma forse l'ho già detto ieri, vabbè. No, ho preso i lacci sul pedale, porca di quella trota. Queste scarpe moderne stupide, hanno sempre i lacci stupidi, tutto stupido. Vieni cane! Ecco qua, vedi, ti ho puntinato anche l'entrata nelle mappe. Vabbè, puoi farla tranquillamente. Che ripido! Puoi farla tranquillamente a piedi. E l'ho fatta in bici perché appunto volevo fare il mono nel ruscello. È un po' tantina, eh? No vabbè dai, tanto ho già preparato la cosa, come si dice, la vaschetta per stasera. Eccellente. Pennette con un ragù di soia, non è quello della Barilla, è un altro gusto, molto più buono. E poi ho fatto scaldare in pentola prima i funghetti con i pomodorini tagliati a metà. Eccellente. E un po' di origano che ci sta sempre. Dà fastidio i rametti quando li fai cadere, però vabbè, se stai attento è buono. Ma sì, il cane ha detto mangiamo doppio, vero cane? Tanto pomodorino ce n'è uno solo, il resto roba puoi mangiare, dai. Che i pomodorini sarebbero velenosi per i cani, però pomodorino uno solo non gli fa niente, un po' come la cioccolata, gli dai un cioccolatino non gli fa niente, gli dai un cioccolatino tutti i giorni gli fa male, gli dai una tavoletta di cioccolata gli fa male, cioè la giusta misura anche lì, no? Magister Tac. E salutiamo anche il Magister Tac, ma li faccio o la teniamo buona? La teniamo buona oppure la rifaccio. Salutiamo Magister. Cazzo, ma un nome più normale, no? Saluto Magister Tac sempre da queste bellissime colline di Siena. E dirai, ma cazzo, con tutti i posti belli che hai visto, i ruscelli, il mare, tutto quanto, perché sei ancora, secondo giorno, qui in questa area di sosta? Perché vacanza secondo me vuol dire anche rilassarsi e quest'area di sosta è estremamente rilassante. E poi scusa un attimo, ma vieni con me un attimo, vieni. Sai prima che abbiamo fatto il mona con cane pericoloso nel ruscello? È qui? Cioè vedi, quello era il ponte della morte che cane pericoloso si è rifiutato di fare. E vabbè, siamo andati quindi prima del ponte della morte, siamo andati in bici più o meno lì dopo la Balla di Fieno, e dopo la Balla di Fieno siamo andati giù e lì c'è, andando avanti, c'è il ruscello, quello tutto figo, no? Pieno di pesci, aironi, anatre, stupendo, e tutti i fagiani c'erano anche, no? E quindi sì, area di sosta, diciamo che è un parcheggio, guarda, piccolo parcheggio, dai,
mezzo alle colline di Firenze, mi viene da dire di Siena, perché di solito le colline sono di Siena. E quindi il Magister lo saluto da qua, cioè da questo posto figo, cazzo, molto figo. E ve l'ho puntinato, cioè sia per i camperisti che i non camperisti, vi ho puntinato il tutto, quindi di parcheggi all'ombra, e vabbè, dopo è piccolo, entri e c'è tutto qua, però insomma, tanto per essere precisini, perché a me piace, no, avere le cose tutte segnate, ti ho segnato l'ingresso, le fontanelle, lo scarico e tutto quanto, insomma. Quindi guarda, se sei di passaggio, no, qua fermati a mangiare, è comodissimo. In camper poi è d'obbligo, cioè fai carico e scarico a gratis e hai l'ombra, hai tutto quanto, e in camper è d'obbligo sta sosta, Che bello questo cane, guarda che bel cane, guarda che bellezza, Cosa? Oh, volevi raccontare anche tu le tue? Amy? Allora dai, racconta. Che cane pericoloso, nella sua area qua ha mangiato tutte le sue pappe, in più anche sta gran padellazza di pasta, perché abbiamo detto dai, oggi facciamo festa così, Che perché abbiamo rimosso la quiete tutta oggi, è da una settimana che rimuoviamo la quiete, e quindi insomma abbiamo consumato, vero Amy? Porco cane, devo solo stare attento, perché ieri c'era quella cosa che non si può dire, sai, quella cosa con 4 zampe, la coda lunga, il pelo solitamente medio lungo, che fa tipo miau, è della famiglia dei felini, quella roba lì. Non vorrei che se ripassa di qua, devo stare molto attento. Guarda che cane che devo avere. Cioè tutti i cagnolini dormono composti, e il mio dorme così, perché è un cane un po' così, un po' pericoloso e un po' così. Cane. Quanto bene stai da qua, sì, lo so. Lo so. Dopo facciamo un altro bagnetto prima di andare via, sai? Sì. Vuoi salutare? Sei stanca? Che hai rimosso troppo la quiete? Va bene, dai. C'è un problema, senti che silenzio. Cane, dovevi contraddirmi, adesso un cane femmina, cazzo. Porca troia, ogni volta che io dico qualcosa una femmina deve contraddirmi, è incredibile. Poi devo farmi, cioè devo farmi un'altra doccia, perché avevo caricato l'acqua, col discorso che i piatti li ho lavati fuori, tanta roba l'ho lavata fuori con una doccia sola e mi segna ancora pieno, porca miseria. E quindi speravo venisse su un po' di caldo fastidio. Ma che bello le nuvole come si muovono, figata assurda. Che cavolo, io starei qua ore, che si sta troppo bene, e dopo sai che anche se sei solo qua in una panchina, ma comunque hai magari un piccolo paesino da visitare, hai il ruscello che è bellissimo di là, hai tutto. Internet non velocissimo, ma prende, quindi in una notte e mezza giornata ho caricato un video, quello della Scozia, e vabbè. Cane, dov'è la voglia di andare a casa? Dove l'hai messa? Amy, dove l'hai messa? Fa finta di niente, è un cane un po' così. Beh, già che è andato via il sole, ma guarda che immondizie che lasciate, non si fa ste robe, fioi, no, è brutto dopo per la gente che arriva, cazzo. Vabbè, qua vediamo, 40%, no, non ha caricato praticamente niente. Beh, non c'è stato tanto sole. Sì, non far tanto affidamento su sti cosi qua, diciamo, io lo uso un po' così, della serie meglio di niente, ti può caricare un telefonino e una macchina fotografica in una giornata, però sai, se sei via in bicicletta per le emergenze e la GoPro scarica, non hai portato via le batterie, che ne so io, o il telefonino che usi. Sì, cane, dici? Sì, no, stavo dicendo del telefonino che lo usi come navigatore. Lo so, ma se non mi lasci finire, io ci arrivavo anch'io, Si è offesa? Ti sei offeso, cane? Cane pericoloso, ti sei offeso? No, offenderti. Dai. Lo so che vuoi dire anche tu le tue. Lo so, va bene, sai? Ascolta, vuoi che ci prepariamo e andiamo avanti?
Dai, andiamo? Andiamo a vedere se c'è qualche gatto.